Buonasera e benvenuti alla Casa dello Studente di Vittorio Veneto. Io sono Pietro Di Alessandri della Cooperativa Sociale Diaconia, che è l'ente gestore della diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino. Vi chiederete cosa ci fa qui una persona che viene da così lontano a parlare di turismo e di opportunità di turismo, di un turismo ovviamente vicino alle persone, come diciamo noi, guardando negli occhi le persone. Lo scopriremo durante questo workshop dinamico. Come vedete alla mia sinistra c'è una lavagna. Io cercherò di segnare durante questo incontro, questo dibattito, questo workshop aperto e dinamico, quelle che sono, diciamo, le linee guida per iniziare a vedere e a guardare oltre in questo stupendo territorio che ha ovviamente un patrimonio UNESCO e delle caratteristiche formidabili dal punto di vista sia della società, della storia, della religione, della cultura e ovviamente dell'enogastronomia di qualità. Ovviamente invito qui il padrone di casa sul palco, il direttore della Caritas diocesana e della Fondazione Caritas Vittorio Veneto, Don Andrea Forest. Prendiamo il microfono. Prego. Buonasera a tutti, grazie a chi ha accolto l'invito di esserci. Il senso un po' di questo workshop dinamico è anche quello di fare un laboratorio tra di noi, non è tanto una conferenza in cui spiegare delle cose o dire delle cose, ma creare relazioni, creare un lavoro d'insieme. Questa casa è un lavoro d'insieme, è un luogo in cui ci sono tante identità che si compongono, sia all'interno di Caritas, che vuole essere capace di creare qui un luogo di incontro, un luogo di soglia, un luogo in cui la cittadinanza si incontra, dove si crea anche cultura, come tutto sommato stiamo facendo anche stasera. Un luogo di ospitalità, c'è l'ostello qui vicino, che fa parte di questa struttura. Un luogo in cui anche ci sia un'esperienza di inclusione, i laboratori che attualmente ci sono, di falegnameria, tessitura e sartoria e di cucina, dove sono coinvolte e integrate persone con disabilità. C'è anche al di fuori di Caritas la presenza della San Vincenzo, che proprio qui, sotto di noi, ha l'emporio solidale per le persone in difficoltà economica. È una struttura che parla di capacità di relazioni, di servizio alla comunità, di crescita della comunità, come anche noi stasera vorremmo provare a porre qualche base. Ecco, un luogo in cui si valorizzano proprio queste relazioni e il rispetto della dignità delle persone. In questo senso non è soltanto un luogo culturale, un luogo di inclusione, ma è anche un luogo dove si fa, chiamiamola così, una politica economica, dove si va a costruire un bene comune attraverso la valorizzazione delle risorse di un territorio, dove vorremmo essere anche capaci di costruire una ricchezza che non è soltanto quella economica da capitale, ma la ricchezza di quelle buone pratiche, di quelle relazioni che promuovono la dignità delle persone e per questo sono un fiore all'occhiello del tessuto culturale e sociale della nostra realtà di Vittorio Veneto e del vittoriese. Quindi mettere insieme potenzialità che riguardano noi, riguardano voi che siete qui stasera, riguardano quanti ci raggiungono anche attraverso la tenda TV e la possibilità di rivedere questi momenti, per mettere insieme le specificità e le ricchezze di ciascuno e costruire insieme comunità. Ci auguriamo che questo sia un primo passo di un progetto che potrà andare avanti ancora per molto tempo. Grazie. Grazie mille. Grazie a Don Andrea Forest. Ed ora ovviamente Don Andrea è il padrone di casa qui a Casa dello Studente Fondazione Caritas, ma siamo nel comune di Vittorio Veneto e quindi chiamo qui sul palco per un saluto il sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Antonio Miatto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Assieme a me questa sera doveva esserci anche il mio vice sindaco Gianluca Posocco, che però dopo non ha più potuto venire, quindi vedo di arrangiarmi se sono capace. Il tema del turismo è un tema che è sempre stato importante per la nostra zona, ma che sta crescendo molto proprio grazie al riconoscimento UNESCO e alla pubblicizzazione che si fanno sia dei prodotti agricoli nostri che della bellezza e delle caratteristiche particolari che ha il nostro territorio.
Moltissimi sono gli operatori turistici e stanno crescendo molto di numero. Immagino, perché il numero preciso non lo sappiamo esattamente, ma credo che siano ben più di 100 i posti dove si può andare a dormire qua in comune nostro. Una quota parte di questi sono anche rappresentati dal mondo religioso, diciamo così, che ha diverse opportunità di accoglienza. Di questo io ne parlai ancora con il vescovo Zenti, perché all'epoca ero assessore al turismo, fra l'altro, e avevo buoni rapporti di gioventù con l'Opera Romana Pellegrinaggi, per cui ho tentato di creare un assist, no? Che potesse venire da quella fonte là. Zenti si dimostrò anche interessato, ma erano gli ultimi periodi in cui si era fermato a Vittorio e quindi quel discorso cadde quella volta. Comunque negli anni ho visto che si è incrementato, che ci sono nuove opportunità con Don Andrea Forest, io uso Forest. Interloquiamo anche in questo senso qua, l'ho reso partecipe anche della nascita della seconda quota del Cammino di Sant'Antonio perché abbiamo lavorato un pochettino per farlo passare per Vittorio, adesso è un pochettino smezzato la cosa, no? Dimezzata, nel senso che biciclette da parte, vediamo di ricondurlo per l'intero per Vittorio perché sono tutti flussi importanti e numericamente stanno crescendo molto. Fra l'altro Vittorio Veneto risulta essere il comune del nostro territorio dove, non so perché, ma ci sono più notti dormite per ogni arrivo. E risulta questo, insomma, la crescita è costante, anno per anno, molto si fa per incrementarlo. Faccio un esempio, il Melavisione ultimo dell'altro giorno, che ha investito anche la nostra collina del Sud Bruseghin, dall'agriturismo nostro, quello degli asini, del campione del ciclismo, ha avuto 2 milioni di visualizzazioni, è chiaro che da questo ne deriva dopo un flusso, c'è già un flusso telefonico per le ricette presentate da quell'agriturismo, ma comunque si vede, si percepisce che quello che si fa viene venduto bene e viene anche recepito. Io quindi mi fermo. Vi faccio i miei auguri, buon lavoro e vediamo di approfondire insieme una cosa. Ricordo solo una cosa, quello che manca, che deve crescere molto per tener botta sul flusso turistico che sta arrivando, è l'aumento della professionalità degli operatori turistici. È indispensabile. Mi fermo. Grazie signor Sindaco. Sì, noi attraverso l'accompagnamento, intanto vi racconto quello che noi facciamo con la cooperativa sociale di Diaconia in un rapporto professionale certo, ma di accompagnamento e di amicizia con la diocesi di Vittorio Veneto, è quello proprio di dare un contributo alla formazione. Noi portiamo un nostro know-how, siamo partiti soltanto prima, non è che siamo più bravi o meno bravi degli altri. E questo tipo di turismo e questo tipo di inquadramento, come dicono quelli bravi, questo cluster è un cluster che ha una grandissima potenzialità perché soprattutto dopo il Covid è cresciuta la domanda di un turismo che possa essere spirituale, vicino alle comunità, semplice e che riscopra davvero l'essenza dei territori. Allora chiamo qui sul palco un rappresentante di Confartigianato Imprese, Severino Dalbò, per un saluto. Ovviamente le associazioni di categoria, la introduco mentre sa, le associazioni di categoria sono importantissime in questo percorso. Ovviamente noi siamo una cooperativa, siamo iscritti a Conf Cooperative, ma anche gli altri enti, soprattutto non da ultimo la Camera di Commercio di Treviso Belluno che patrocina questo evento. Ringraziamo davvero per l'attenzione la Camera di Commercio su questo tipo di opportunità e di temi in vista ovviamente, ma ci entreremo più là, di Giubileo 2025 e delle Olimpiadi Milano-Cortina. Buonasera a tutti, un grazie agli organizzatori dell'invito, un saluto da parte di Confartigianato, anche dal collega di Vittorio Veneto, Enrico Masetta. Ecco, un grazie soprattutto ai relatori e a chi ha organizzato il convegno.
È un momento di crescita per il territorio, perché confrontare diverse specificità sull'argomento è sicuramente una cosa che fa crescere. Parlava poco fa della Camera di Commercio, credo che una cosa importante sia anche un coordinamento generale su tutta la questione dell'offerta turistica della Sinistra Piave, ma su questo Camera di Commercio ha anche le sue strutture collegate e quindi abbiamo anche questa sera avremo sicuramente una buona indicazione. Confartigianato, sul tema, noi abbiamo avuto riconoscimento a patrimonio UNESCO delle colline di Conegliano Valdobbiadene verso la fine del 2019, poi c'è stato il Covid e Confartigianato si è messa subito all'opera per valorizzare tutto questo movimento turistico che sta venendo avanti. E come abbiamo fatto? Abbiamo cercato di creare degli eventi, concorsi, meeting, incontri, mettendo e confrontando cittadini, istituzioni, enti, insieme a studenti, scuole e imprese che sono quelle che danno poi i servizi per la gente che arriverà. Poi prima il sindaco parlava della professionalità, ecco che la professionalità passa anche attraverso la formazione e su questo insomma è un servizio che a noi, alle nostre imprese, vorremmo dare. Ecco, cito solo due delle cose che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un hackathon sulla mobilità sostenibile nel territorio UNESCO, nel patrimonio UNESCO Conegliano Valdobbiadene, perché ci siamo detti dalle 200.000 persone del 2017-2018 la proiezione dei 10 anni è quella di arrivare ad 1 milione. Le strade sono quelle, proviamo anche a pensare a una mobilità diversa da quella a cui siamo abituati, e abbiamo messo in gioco i ragazzi delle scuole superiori di Conegliano, Pieve, Vittorio Veneto e Oderzo, i quali hanno prodotto degli elaborati molto interessanti che abbiamo anche poi dato alla Regione come elemento sul quale lavorare. E per ultimo, credo che mettere in rete tutte le specificità, penso solo alle categorie che rappresentiamo, che vanno dall'agroalimentare al manifatturiero, alla trasformazione dei cibi, all'accoglienza, alla ristorazione, alla mobilità, merci e persone. Ecco, mettere in rete tutte queste specificità con quello di cui avete parlato poco fa, convivialità, etica, turismo religioso, può non rappresentare altro che un valore aggiunto per l'offerta turistica, ma anche per una crescita sana di ambiente, di società e di economia della Sinistra Piave. Ecco. Grazie, grazie davvero. Grazie ancora a voi e Grazie. Buona serata e buon lavoro. Grazie, speriamo di continuare su questa strada, anche perché poi lo vedremo durante il workshop, ci sarà da parlare anche di mestieri, perché l'artigianato in questo settore importantissimo, il tramandare il sapere è qualcosa che già da sé è un attrattore fondamentale e in tanti casi si sta perdendo. Qui a Casa dello Studente, come ricordava Don Andrea, ci sono dei laboratori artigianali proprio perché attraverso il saper fare si riqualifica la persona, si dà una nuova speranza alle persone e, perché no, si tramandano anche dei saperi che probabilmente se non si coltivano si andranno comunque a perdere. Ed ora chiamo qui sul palco Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizzolo. Prego, Eccellenza. Ricordavamo con Sua Eccellenza la visita che 3 anni fa, la gradita visita della Diocesi di Vittorio Veneto presso la nostra Diocesi di Frosinone Veroli Ferentino. Sì, buonasera intanto a tutti e benvenuti. Qualche anno fa è cominciata la relazione fra la nostra diocesi, la Caritas della nostra diocesi, capeggiata in quel tempo da Don Roberto Camilotti, e la diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino, diciamo tutti i nomi. E la prima spedizione che è avvenuta con un piccolo gruppo, ero presente anch'io, ricordo, è stato molto colpito
da queste iniziative che erano state messe in atto anche proprio sul campo dell'ospitalità e possiamo dire, del turismo conviviale. E qualcosa del genere era già in qualche modo in mente, tant'è vero che quando si è pensato di ristrutturare questa struttura, che per me è stata per molti anni una spina nel fianco, perché era questa grande struttura fatta con contributo anche da parte dello Stato, del Ministero della Difesa, a quei tempi, che aveva funzionato molti anni, da quanto mi era stato detto, come centro culturale vivo, vivace, a volte anche troppo, però era stata chiusa e era così. E quindi è stato con soddisfazione e gioia che ha ripreso vita, tra cui anche questo aspetto di un ostello, di un luogo di ospitalità per varie persone, le più diverse, che magari avevano bisogno di dimorare qui perché dovevano fare assistenza in ospedale ai loro cari o perché desideravano in bicicletta fare un tour e fermarsi, eccetera. E, ecco, questa è stata la prima. E si è inserita però in un luogo dove in qualche modo c'erano già delle realtà, se non uguali, così un po' analoghe o simili. Qui sopra la Casa di Spiritualità e Cultura San Martino è una casa che ospita iniziative spirituali, di cultura, ma a volte anche di passaggio, di comitive che desiderano fermarsi, visitare Vittorio Veneto, i dintorni e così via. Ma ancora più impegnativa è stata la realizzazione della foresteria di Follina. Sapete, qui vedo la Cristina Diego, c'era, è andato via, eccolo lì, che ha lavorato molto. C'è un'abbazia cistercense molto molto bella, una foresteria che era tralasciata, è stata restaurata. La diocesi si è impegnata, grazie a un grosso contributo della regione, a trovare i soldi per completare, non pochi, dire la verità, però è stato fatto, ed è stata creata un luogo di accoglienza di quante persone, Diego? Su 18-20 persone che possono soggiornare lì senza fare concorrenza agli esercizi di ristorazione o altro, però un luogo molto, molto interessante, intanto suggestivo, bello, un posto stupendo. Quindi diciamo questi luoghi che sono nati non per fare concorrenza a strutture ristorative o altro, perché non è questo, ma per in qualche modo aprire ulteriori spazi per anche altre persone, e specialmente sull'ambito, diciamo, del cosiddetto, una parola un po' discutibile, ma del turismo religioso, perché noi siamo davvero qui fortunati ad avere, Lazio non è da meno per certi aspetti di più, però qui in tutto questo territorio non ci sono soltanto i grossi centri che sono pieni di cose belle, Vittorio Veneto, Conegliano, Oderzo, ma abbiamo una molteplicità di realtà religiose, piccole chiese, sacelli, che sono uno più bello dell'altro. Abbiamo una delle nostre, non so se sapete, ma una delle nostre foranie, che di per sé è sempre stata della diocesi di Vittorio Veneto, ma è della provincia di Belluno, che essendo molto piccola, perché ha 6 parrocchie in tutto, e ha 55 edifici di culto. Oltre alle chiese parrocchiali vere e proprie, bellissime, Trichiana, Mel, Lentiai, bellissime, ci sono altre, Villa di Villa anche, certo, sì, e ci sono un sacco di altri sacelli veramente stupendi, con affreschi del 400, del 500, ma qui da noi basta muoversi un pochettino, non parliamo di San Pietro di Feletto o della Mattarella, ma ci sono bellissimi cose. Abbiamo assistito qualche mese fa all'inaugurazione del restauro della chiesa di Baver, è un gioiello, credo che vale la gita, ecco. Quindi in questo senso qui far conoscere l'arte e le lezioni ecco, c'è un istituto Niolo, che
fra i suoi obiettivi ha anche questo, di far conoscere questo aspetto. Ci sono dei gruppi anche di laici che si sono in alcune chiese, in alcune parrocchie, messi insieme per custodirle e per far da guida. Ecco, credo che sia tutto un filone che può crescere. Ha delle ricadute economiche? Certamente sì per tutto il territorio, ma a noi quello che preme maggiormente sono le ricadute anche culturali e spirituali, e credo che in questo senso questo contributo può diventare prezioso. Grazie mille, grazie Eccellenza. Ed entriamo quindi nel vivo di questo workshop, introdotto ovviamente da Sua Eccellenza Monsignor Pizzolo. Ha parlato di Pieve di Soligo, ha parlato di Giuseppe Toniolo. Io ho avuto il piacere e l'onore di visitare questa stupenda cittadina e conoscere questo straordinario personaggio che davvero si incardina davvero bene nel ragionamento che stiamo per fare. Quindi io chiamo sul palco per un saluto il presidente dell'Istituto Beato Toniolo, Annalina Sartori. Prego. Gentilissimi, come Presidente dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo Olivier dei Santi, porgo il mio saluto e quello di tutto il Consiglio a questo importante convegno a Vittorio Veneto, estendendolo agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti. Sono felice per questo evento incentrato su un tema di grande attualità in un territorio dell'Alta Marca Trevigiana che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell'umanità UNESCO, soprattutto in questa fase crocevia e meta sempre più ricercata di incontri, visite e soggiorni nel segno dell'accoglienza e dell'ospitalità in chiave turistica. E proprio come Istituto Beato Toniolo siamo lieti di partecipare per questo workshop conviviale e dinamico in questa Casa dello Studente di Vittorio Veneto, che oggi nel cuore della città si presenta rinnovata e riqualificata nelle sue strutture, nelle sue funzioni, per poter diventare un importante punto di riferimento di tante iniziative culturali, sociali e ecclesiali per tutta la città. Il turismo religioso e conviviale, che viene oggi presentato e approfondito, figura tra i punti fondamentali della nostra missione statutaria, per il quale abbiamo investito energie e progetti nel corso degli anni, sempre in sinergia e in uno spirito di collaborazione e di cooperazione con le altre realtà associative, economiche e istituzionali del territorio. E oggi siamo lieti di poter offrire qui il nostro contributo di valori, stile ed esperienze in rete giusto su questo tema. Ancora grazie di cuore per averci dato questa opportunità di formazione, crescita e condivisione, e concludo augurando a tutti un proficuo lavoro. Grazie mille Presidente. Come avete notato ovviamente dagli inviti che sono stati, che vedete adesso qui su di me, ovviamente la collaborazione con l'Istituto Beato Toniolo è stata molto stretta nell'organizzazione di questo workshop dinamico. Ringrazio Marco, ovviamente ringrazio anche tutte le persone che sono adoperate per questo. Ora vi faccio vedere, mi allontano soltanto un attimo, vi faccio vedere cosa è Casa dello Studente, diciamo, per inquadrare la storia, il contesto, la mission, diciamo così, e il recupero di questo bene. In maniera molto veloce, giusto per entrare nel tema. Ecco qui. Fondazione Caritas Vittorio Veneto per Casa dello Studente. Come vedete, benvenuti a casa, l'abbiamo detto in tanti modi. La casa è qualcosa che evoca una familiarità, è qualcosa che evoca calore, affetto, comunità, e quindi ecco una casa per vacanze, studio, produttività, relax nel cuore di Vittorio Veneto e dei vittoriesi, perché ho avuto modo tante volte di parlare con molte persone durante queste nostre trasferte al nord, diciamo così, dalla ciociaria, e la Casa dello Studente è davvero qualcosa che è rimasto nel cuore di tantissimi vittoriesi. Poi c'è stato un periodo di blackout, ma poi oggi è tornata a splendere di nuova luce.
Camere semplici e funzionali, come vedete, come dicono diciamo, gli americani, low frills, senza nessuna amenities, qualcosa di più importante o altro, ma un letto, riscaldamento, raffrescamento, quindi quello che serve per soggiornare e per scoprire questo meraviglioso territorio. E ultimo ma non per ultimo, è una parte di una catena solidale e sostenibile, e qui entriamo davvero nel vivo della discussione di questo workshop. L'opera che noi portiamo avanti come Casa dello Studente, ma anche quello che facciamo noi nella diocesi di Frosinone del Veneto e Ferentino, abbiamo una grandissima attenzione verso la catena solidale e sostenibile di quello che facciamo. Ogni opera che noi mettiamo in atto è un pezzetto di solidarietà che mettiamo sul tappeto. Quindi ogni piccola opera appunto che noi portiamo avanti dà una opportunità in più, mettiamo su un pezzo in più, e questa è una cosa che sembra molto semplice ma è fondamentale nel ragionamento. Come vedete, insomma, un rapido excursus, ne abbiamo già parlato, ne ha parlato anche Sua Eccellenza, costruita nel 1954 su un terreno assegnato dalla San Raffaele Arcangelo. Esempio di rinnovamento ed espansione di Sua Eccellenza Vescovo Zaffonato, una volta Casa dello Studente e del Soldato, dal 63 all'88, sport, assemblee, cineforum, qui si faceva il cineforum di Vittorio Veneto, ed eventi della diocesi. Oggi è gestita dalla Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, è un luogo di iniziative per comunità e visitatori. Favoriamo il recupero di autonomia e dignità attraverso ovviamente i laboratori solidali, che poi vedremo fra pochissimo. Dopo anni di abbandono è stato ristrutturato con il contributo CEI, come ovviamente sottolineava Sua Eccellenza, e siamo tornati con una nuova luce dal 2020. È un faro di speranza e di rinascita, riabilitazione sociale per un nuovo inizio e per una nuova prospettiva di vita. Ovviamente in quella che diceva Sua Eccellenza economia non dobbiamo soltanto pensare che il lucro sia qualcosa di negativo, ma se questo può servire a costruire qualcosa di sano e qualcosa di importante, anche quello fa parte di vivere il proprio tempo. Eccoli qui i laboratori di tessitura, di cucina e di falegnameria. Vedremo poi alla fine di questo workshop, faremo una piccola presentazione di questi luoghi, non solo delle stanze ma anche dei laboratori. Ci saranno dei piccoli concerti solisti, ma è una sorpresa che vi svelerò comunque più tardi. Ovviamente c'è la sede dell'Emporio Solidale della Società San Vincenzo De Paoli, quindi all'interno di questa grande struttura c'è questa altra opera di solidarietà molto importante che purtroppo cresce sempre di più. Noi vediamo anche i numeri della Caritas di Frosinone Veneto e Ferentino, e purtroppo dobbiamo cercare di contrastare cose che fino a poco tempo fa sembravano inimmaginabili. La sala meeting, questa che vedete qui, una sala meeting attrezzata, uno spazio produttivo, una sala polifunzionale per meeting, formazione e incontri. Rilacciandomi agli interventi precedenti, la formazione è un aspetto fondamentale nel turismo, perché se riusciamo ad inquadrare per bene i bisogni e cerchiamo di sviluppare al meglio quelle che sono le necessità, lo possiamo fare esclusivamente formando al meglio le persone che lavoreranno poi sul campo e che saranno quelli che dovranno pensare un prodotto. Posizione strategica per scoprire il Veneto, questo lo dico più a me che a voi, perché ovviamente voi siete di casa. Questo luogo è fenomenale dal punto di vista logistico, infrastrutturale, è davvero un ottimo collegamento per scoprire questa meravigliosa regione che è il Veneto, davvero aeroporto vicinissimo, aeroporto intercontinentale altrettanto vicino, siti UNESCO incredibili, a un'ora di auto se non meno, da Canzilio, piuttosto chi più ne ha più ne metta davvero, ci sono veramente dei panorami e delle cose straordinarie raggiungibili in auto, ma perché no, anche in bici, anche perché no in e-bike, anche perché no con mezzi elettrici, perché anche questo della sostenibilità è qualcosa di cui parleremo più in là. Questo è un piccolo video per farvi vedere che cos'è Casa dello Studente nei piani superiori. Come vedete ci sono 6 stanze, letti doppi, matrimoniali a doppio uso singola, bagni ovviamente attrezzati e moderni con standard qualitativi davvero eccellenti, come dicevo semplici ma altamente funzionali.
Abbiamo anche un sistema di keyless, quindi si può fare il check-in anche tardi attraverso la consegna delle chiavi più in là. Stiamo lavorando per mettere anche, per far implementare la domotica, perché comunque è fondamentale oggi avere l'opportunità di ospitare persone anche all'ultimo momento. Parcheggio privato, per cui insomma grandissima comodità e efficienza e fruizione, insomma molto molto facile. «24 posti letto, stanze singole, doppio uso singolo, doppia matrimoniale, tripla, stanze multiple, eccetera», quindi scorriamo velocemente. Questa è una piccola sorpresa, diciamo così. Fra poco avremo 2 stanze family. Questo è il rendering che abbiamo creato, e ringrazio anche qui il mio collega Cristiano Cinque, che oggi non è qui perché deve ovviamente tenere le prenotazioni al monastero di Sant'Erasmo, ma in collaborazione con, e lo ringrazio di cuore, Giovanni Barbantini, che è il nostro referente qui a Casa dello Studente. Ci vuole giustamente un applauso, perché davvero Giovanni è da applausi in tantissime situazioni. Questo è il rendering della stanza che faremo, delle 2 stanze che metteremo adesso in piedi fra pochissimi giorni, quindi ampliamo la nostra configurazione di camere per un turismo sempre più allargato a famiglia. Ho possibilità di avere, diciamo, un po' più di privacy in più, quindi qualche amenities in più e qualche altro abbellimento. Questi sono ovviamente tutti gli amenities che noi abbiamo, come tutti gli hotel, diciamo, in Europa che abbiano media possibilità di ospitalità, per cui insomma possiamo essere fieri di dire che abbiamo un prodotto spendibile sul mercato e aperto a qualsiasi tipo di turismo, insomma, e di opportunità di ricezione. Eccoli qua, Giovanni e Don Andrea. Ovviamente questo era il giorno in cui abbiamo stampato i 3 leoni, che è la categoria che la Regione Veneto ci ha assegnato per l'ostello di Casa dello Studente. Non dimenticate, domenica 21 aprile, prenotazione obbligatoria, primavera in casa. Ci saranno le mamme di Ceneda, che mi hanno detto che sono delle mamme straordinarie, che fanno dei bellissimi laboratori, quindi non potete perdervi fra 2 settimane qui a Casa dello Studente, anche con dei corsi di tessitura, dei laboratori creativi, insomma davvero delle bellissime cose, nello spirito, come ha detto Don Andrea, della solidarietà e dello stare insieme e di fare, diciamo così, comunità. Grazie a tutti, questi sono i nostri contatti, ed ora io chiamo sul palco i relatori di questo workshop e entriamo proprio nel vivo, nel tecnico, quindi prego di salire sul palco il dottor Federico Callegari, che è responsabile dell'area studi della Camera di Commercio Treviso-Belluno e presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Economico e Sociale, che ci parlerà del turismo in rete nell'Alta Marca trevigiana, la crescita possibile di una comunità territoriale attraverso un'offerta turistica diffusa. Ecco a te, Federico, grazie. Vado da questa parte, diciamo, alla regia per metterti su le slide. Buona serata, buon pomeriggio a tutti, grazie di questo invito. Sì, grazie Pietro se mi metti in proiezione le slide. Intanto io mi riaggancio alle slide che hai appena fatto vedere, perché mi piace proprio provare a agganciare la mia relazione al valore semantico profondo che a me è suggerito l'espressione casa dello studente. Ma come ha ben detto, ospitalità, persone, magari giovani, che fanno ricerca, solidarietà, sostenibilità. E attorno a questi concetti provo a organizzare alcune suggestioni da porgere al dibattito di stasera. Ovviamente faccio di mestiere l'analista, come ha detto Pietro, e allora parto inevitabilmente da alcuni dati di cornice che permettono un po' di inquadrare dei macro trend turistici nei quali si posiziona a pieno titolo quello che può essere l'offerta della Casa dello Studente, ma, come diceva Sua Eccellenza molto bene, in un ragionamento di offerta diffusa di un territorio. Allora,
Noi abbiamo come sistema delle Camere di Commercio, tra l'altro vi porto i saluti del Presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, ci teneva molto proprio che portassi i suoi saluti, impegnato dall'altra parte del mondo, in Cile, nel suo ruolo che ha anche di Presidente Assocamere Estero, quindi scusate ma era un inciso più che dovuto. Il nostro sistema camerale, dicevo, ha un osservatorio nazionale sul turismo e il suo report fresco fresco sul 2023 ci conferma delle cose molto importanti che riguardano anche questo tipo di offerta. Sta crescendo l'attrazione per quel binomio cultura e natura. Sembra scontato, ma va ribadito in un paese che diceva tempo fa, qualcuno lo diceva, che con la cultura non si mangia, no? E soprattutto, al di là del fascino per lo stile di vita italiano, vedete eventi culturali, religiosi e sportivi, che sembrano il viatico perfetto per un territorio come il nostro che si avvia a Giubileo e a Milano Cortina 2026. Ma va anche detto che dal punto di vista dell'offerta culturale, al di là degli attrattori scontati che abbiamo in Italia, si sta osservando un'attenzione sempre più crescente verso i piccoli centri culturali. Notizia di ieri, eravamo in call con appunto Roma e la ben nota riviera del Salento ha ceduto turismo alla costa dei Trabocchi dell'Abruzzo. Stanno crescendo città medio, piccole, come Cremona, Mantova, Lecce, Matera, quindi, e noi vedrete dai trend siamo a pieno titolo dentro questa attenzione crescente per il turismo immersivo nei territori. E qui vedete poi anche le conferme sulle motivazioni dove ai primi posti ricchezza del patrimonio culturale, interessi enogastronomici, patrimonio naturalistico. Una cosa veloce sul target. Quando si fa turismo non si può prescindere dall'analisi dei target, dovremo sempre più prendere in considerazione i millennials. Quindi un ostello è tipicamente un'offerta molto gradita dai millennials. Ma perché? Perché per loro è tornare a fare comunità, uscire un po' dalla famiglia, uscire anche dalla bolla digitale nella quale sono un po' tutti i nostri figli intrappolati, e tornare a fare esperienza di comunità. Quindi questo binomio tra ostello e millennials che si affacciano sul mercato del turismo è una cosa che ritengo importante da sottolineare. Come altrettanto importante da sottolineare, si parlava di solidarietà, di quello che è il turismo delle persone di una certa età. Milano Cortina, dobbiamo ricordarcelo, non sarà soltanto l'epifania dell'agonismo, dello sport, ma ci saranno anche le Paralimpiadi. E le Paralimpiadi pongono dei temi enormi rispetto alla disabilità, all'accessibilità, al recupero, ai gradi di libertà, lo voglio dire in questi termini, che persone che hanno avuto sfortuna nella vita possono recuperare anche grazie alla tecnologia. Se ne parlava oggi a Belluno, proprio in vista dell'evento, di come per esempio il binomio disabilità e montagna, messo così può sembrare davvero un handicap, ma in realtà se ci aggiungiamo il tema della telemedicina, di una innovazione nei modelli di servizio, cambia completamente prospettiva. Io ho avuto la fortuna di avere come compagno di liceo un mio tutore amico non vedente e ho imparato tantissimo cosa significa gradi di libertà rispetto a un handicap. E al tempo lui sciava, non vedente, con i campanellini dell'istruttore davanti a sé. Oggi abbiamo la sensoristica, oggi abbiamo delle possibilità tecnologiche veramente incredibili che possono calamitare anche qui in una casa dello studente a pochi passi dalle Dolomiti, giovani interessati a questi temi.
è interessante anche come viaggiano, ma semmai ci torniamo su questo. Treviso è in pieno in questo trend della città medio-piccola attrattore culturale. Treviso la intendo non solo come città ma anche come provincia, poi arrivo ai dati delle nostre colline. Tra l'altro vedete, scusate, per tornare indietro, spero che sia qua, vedete anche influenzati da precedenti esperienze, qui si analizza anche il perché si arriva su un territorio, c'è un ottimo passaparola, c'è un ottimo vissuto evidentemente, che, sapete, la reputazione nelle destinazioni può essere effetto volano come può essere effetto distruttivo, cioè non tornare più su un certo territorio. Questo vuol dire attesta la qualità della comunità ospitante rispetto al turista che ci viene a trovare, un fattore estremamente importante, estremamente importante. Veniamo, voglio stare nei tempi, quindi scusatemi se magari non mi soffermo approfonditamente, ma poi con le domande posso recuperare. Veniamo al nostro territorio. La riconoscete tutti, la zona UNESCO e le sue 3 zone. Mi soffermo proprio sui dati freschi dell'Osservatorio Turistico Regionale, dati 2023, e vi invito a guardare il confronto non tanto con l'anno precedente, che ancora c'è la coda, diciamo, della pandemia di Covid, ma col 2019. E guardate qui, l'area UNESCO cresce in termini sia in termini di arrivi che in termini di presenze in modo decisamente maggiore che non il totale della provincia di Treviso, che anzi ha ancora il segno negativo, più 15% di arrivi contro un meno 5% nel totale provincia, più 8% le presenze, quindi un dato sicuramente positivo. Alimentato da cosa? Turismo extraalberghiero, diciamolo in un linguaggio non tecnico, turismo immersivo nel nostro territorio. Turismo nei nostri bed and breakfast, nei nostri turismi, nelle nostre case dello studente, ecco, questo è il dato aggregato e questo è estremamente interessante ed è una cosa che piace molto ai turisti stranieri. Però ecco qua ci aggiungo subito un altro dato per non insomma peccare di no, il rischio sempre di fare apologia troppo di noi stessi. Allora, si annida un dato critico e ve lo faccio vedere subito. Se guardiamo i pernottamenti medi che non riguardano il singolo comune, che come prima citava il sindaco, ma riguardano l'aggregato UNESCO e la provincia di Treviso, è ancora siamo inchiodati a questo 2.4, 2.2 addirittura in calo. Giusto i turisti stranieri comprensibilmente si fermano un po' di più e ancora di più per quei 3 punti decimali sull'extraalberghiero. Ma per curiosità e anche perché ho, diciamo, mezzo sangue senese, mia mamma è di Siena, sono andato a vedere che cosa accade nelle colline del Chianti e della Val d'Orcia, dove il nostro buon Matteo mi hai raggiunto per la telefonata. E in effetti lì vediamo che il tempo di permanenza medio è quasi vicino ai 4 giorni. È molto dal punto di vista statistico. Significa che quel territorio riesce a trattenere di più, a fornire un'esperienza che invita a stare di più sul territorio. Allora, mettendo insieme i dati, la crescita e questo dato della permanenza media, dobbiamo interrogarci come evitare una crescita mordi e fuggi, che va a intaccare il concetto di carico turistico sostenibile. Nessun territorio deve andare oltre la sua capacità di carico turistico, perché poi iniziano gli effetti negativi, gli effetti perniciosi, di scontentezza del turismo e di scontentezza della comunità, mentre bisogna agire su questo dato della permanenza media. La gente è bene che stia di più da noi. Allora qua, nella seconda e ultima parte del mio intervento, cerco di darvi alcune suggestioni per fare in modo che
si possa ragionare, no, su questo tema dell'offerta diffusa. Qualcuno ha parlato di fronte al nostro straordinario reticolo territoriale, che a me piace girare moltissimo in bicicletta, sono un amante della bici gravel, quindi mi piace girarla in tutti i suoi aspetti, però ecco, io preferirei pensare, proiettarsi più che un museo diffuso, non mi piace la parola museo, mi sta un po' distantio sinceramente, di sistema diffuso e integrato, è stato evocato anche prima, di esperienze che possono essere vissute su questo territorio. Quali possono essere allora i diversi piani di fruizione del territorio? Beh, alcuni sono stati evocati, sono anche ampiamente consolidati. Certamente questo tema del turismo religioso, che è interessante nell'analisi anche nazionale che si fa, e Sua Eccellenza mi perdonerà di questa osservazione, che riguarda anche i laici, anche gli atei, nel senso che c'è un bisogno anche di un silenzio, di un raccoglimento, di un ritrovare se stessi, che prescinde da chi è credente e chi non è credente. E io credo che sia comunque, no, nell'ottica dell'inclusività interessante questa cosa qua, se non diventa soltanto così, appunto, e capisco la sua avvertenza, merce di scambio, no? il pacchetto turistico religioso. Però è interessante notare, lo evidenziano gli osservatori nazionali, come il turismo religioso non abbia barriere e trova il suo fil rouge nel bisogno profondo di spiritualità e di silenzio delle persone rispetto ai rumori di fondo della modernità. Poi va bene, c'è certamente il turismo enogastronomico, c'è il turismo sportivo in tutte le sue dimensioni. Vengo a quei temi meno battuti che però già Pietro evocava, il tema dei mestieri. Prima è intervenuto Severino Dalbò per gli artigiani. Io mi occupo nel mio lavoro anche di orientamento al lavoro e quindi di avvicinare i ragazzi alla bellezza dei mestieri. La dico in modo evocativo, abbiamo la bellezza del nostro paesaggio, possiamo avvicinare attraverso la bellezza del nostro paesaggio anche al bello e ben fatto delle nostre produzioni. Vengo da un focus group proprio con imprese artigiane, anche di questo territorio, che ci chiedevano come, posizionate anche in produzioni di nicchia, di lusso, si possa organizzare delle reti per visitare i loro laboratori, i loro spacci. Ecco, da qualche parte, qua avete la foto storica, no, della Vittorio Veneto quando all'epoca era diffusa la bachicultura, ma vi assicuro che ho girato in un laboratorio della provincia di Treviso, non faccio il nome, in cui telai del Novecento, telai a mano del Novecento, attirano giovani talenti, una giovane laureanda IUAV che veniva a sperimentare una collezione di alta moda nel telaio a mano. Quindi veniva a conoscere il territorio, il mestiere, ma appunto da laureanda e in proiezione di una collezione di alta moda. Abbiamo la zona industriale più sviluppata della Marca Trevigiana e abbiamo delle eccellenze, quindi ne prendo una fra le tante che potrei, senza far nomi, ma il tema dell'edilizia intelligente, che potrebbe essere discussa, no? Da giovani e non giovani in questa comunità ospitante. E poi ovviamente non dimentichiamoci, e qui mi rivolgo alla comunità locale, nelle analisi di reti di una destinazione la comunità locale è fondamentale, sposta flussi turistici. L'offerta culturale è una leva fondamentale, trovo da amante del teatro e della musica una straordinaria notizia che il teatro da Ponte sia stato riconosciuto monumento nazionale. Ma allora a questo punto mi chiedo e lancio come proposta: a quando un festival Mozart da Ponte nella città di Vittorio Veneto? A quando la trilogia
dei tre capolavori di Mozart con testo scritto da un vittoriese. Perfetto. La risposta della comunità locale. Ecco, per dire, qua avete già capito che l'economia, noi in Camera di Commercio osserviamo l'economia del territorio, è anch'essa una leva turistica, un attrattore fondamentale. Non sto a ripetervi i vari filiere, i vari settori che la caratterizzano, magari è tema di altri workshop. Occorre tenere presente che c'è questa trasformazione in atto della digitalizzazione del green, che altri temi che appassionano i giovani. Noi con le scuole facciamo degli hackathon, dei laboratori su proiettarsi e definire visioni di economia sostenibile, di economia circolare. Scusate. E torno a mostrarvi alcune immagini importanti, sempre partendo dal bello architettonico. Ricordiamoci per esempio che Vazzola, dico il nome del comune, non dell'azienda, ha vestito Michelle Obama. A Cappella Maggiore realizza wine cellar, cantine a controllo domotico per yacht di lusso, ma al di là del target c'è il mestiere del falegname che io chiamo falegname 4.0, tutto da far conoscere. Accanto al robottino sviluppato, lo posso dire, a Collumberto, insieme all'Università di Padova, che non tratta tramite pesticidi i nostri vigneti, ma tramite raggi UV, quindi l'agricoltura sostenibile, l'agricoltura di precisione sostenibile, tutti i temi su cui generare un dibattito fra comunità, turisti, giovani e ovviamente sempre fra tradizione, l'immagine delle nostre malghe delle Prealpi, meravigliose, e innovazione. Pochi forse sanno che i campioni del ciclismo vincono medaglie d'oro alle Olimpiadi grazie a un'azienda di San Vendemiano che fa guarniture in carbonio. E si può anche fare un salto in più. Appunto a Belluno spronavamo, parlando di attrattività dei territori, noi, signori, intendiamoci, noi siamo a rischio di periferizzazione, di marginalizzazione se non sogniamo, se non torniamo a sognare. È un peccato che stasera ci siano pochi giovani, lo dico con franchezza, perché c'è bisogno anche della loro visione, della loro ambizione per invertire destini che sembrano inevitabili, ma possono essere cambiati attorno a questi temi. Non lo dico io, lo dice la comunità scientifica che studia le periferie competitive e non competitive, che non è più questione di Marghera o i dintorni, è questione di territori che non stanno agganciati al futuro, si chiudono in se stessi, e altri territori invece che sono aperti sul futuro. Questa apertura passa veramente in un'osmosi tra giovani della comunità, del turismo e tutto il resto della comunità. E allora ecco, il concetto finale che vi lascio è che, e lo stiamo sviluppando con l'Università Ca' Foscari, che i nostri settori, le nostre filiere possono essere letti anche come ecosistemi complessi. Hasta ora qua mi dite, ma cosa sta dicendo Callegari? La traduco in modo più semplice possibile. È come dire, smettiamola di parlare di idraulici, di dire ai giovani fate l'idraulico, ma se gli diciamo fai il domotico per lavorare in un sistema di case intelligenti, cambia la prospettiva. Per noi, in questa terra di cerniera fra Venezia, la pianura e le Dolomiti, pensate soltanto al tema della foresta, l'abbiamo qua sopra, la gloriosa foresta del Cansiglio. E giustamente i nostri colleghi stakeholder del Bellunese, Aspert, in un paesino dell'Alpago, hanno aperto con Scienze Forestali di Padova un laboratorio che ragiona di cambiamento climatico e foreste. Possiamo esserne parte. Vittorio Fregona fa parte del Cansiglio. Dopo Baia sono temi ineludibili. Siete una meravigliosa Vittorio Veneto città d'acque, ma l'acqua ormai è una risorsa scarsa
con le estati che abbiamo di fronte o le inondazioni che avvengono. Ragionamenti sul governo idrico, come faceva la vecchia Serenissima, sono altrettanto importanti temi da discuterne. La nostra zona industriale è sì fatta di realtà manifatturiere, ma c'è un pezzo di space economy. C'è un'azienda che, facendo innovazione, ha portato le sue resistenze, a questo punto avete anche capito il nome, dalle lavatrici alle navicelle spaziali. E allora un auditorium così che mi evoca i miei cineforum, i miei film di infanzia al patronato Turroni e Oderzo, perché non può discutere di space economy qui? E ovviamente, e torno a Milano Cortina, torno al tema di come sport può essere considerato dentro tutto il tema del life science. Non soltanto agonismo, ma che cosa sta succedendo attorno alle scienze della vita, ed è un dibattito anch'esso aperto. E che così in una città come Vittorio, che purtroppo ha la fama di essere città che invecchia, e i dati sono impietosi, trasforma l'invecchiamento da minaccia a tema di innovazione, nel welfare e nell'innovazione sociale, nell'innovazione anche dell'abitare, per esempio. Con queste suggestioni vado a chiudere con un'immagine che a me piace moltissimo, che è, la conoscete tutti, è l'immagine, l'allegoria del buon governo e gli effetti del buon governo nella campagna, in un territorio rurale, di Ambrogio Lorenzetti, che si trova al Palazzo Pubblico di Siena. Perché mi permette di tornare alle parole, no, chiave, casa dello studente, come cerniera appunto fra comunità di residenti e turisti, fra paesaggio urbano e paesaggio naturale, tra saperi cognitivi e vissuti. Quindi c'è tanto, no, da valorizzare attorno a tre parole che però possono essere snodo di un laboratorio di pensiero urbano aperto sul territorio. Meglio di me lo ha detto queste cose 10 anni fa, io mi tengo traccia delle frasi belle. Aldo Bonomi, era il 2015, nel Sole 24 Ore, chiudo con questa frase, ci dice: la trama urbana, la leggo proprio perché non voglio alterare una parola, la trama urbana del territorio è quella a fare da intelaiatura funzionale dello sviluppo, a punto di giuntura tra scambi economici e cognitivi legati al sapere, tra vissuti e saperi, e questa chiosa la trovo straordinaria, dentro l'alveo del capitalismo del limite, che ci riporta, Pietro, al tema della sostenibilità. Vi ringrazio per l'attenzione e se avete domande, interessi ulteriori da approfondire. Accomodati qui con noi, Federico, grazie. Grazie davvero, io ho cercato di prendere degli appunti, ma davvero gli spunti erano davvero tantissimi e molto interessanti. Certo, Casa dello Studente potrebbe essere davvero l'inizio di un nuovo, possiamo dirci, un nuovo umanesimo, no? Possiamo anche pensare di, appunto, ripensare anche la società attraverso dei valori etici e religiosi anche fondanti, perché forse attraverso questo riusciremo anche a capire meglio quali sono le evoluzioni di tanti fenomeni che tante volte ci piovono addosso, sempre pensando che non ci sia un motivo, e invece alla fine il motivo c'è. Io chiamo qui sul palco Marco Zabotti, dottor Marco Zabotti, che è il direttore scientifico dell'Istituto Beato Toniolo, per il suo intervento sul turismo religioso e conviviale nella diocesi di Vittorio Veneto, icona di un nuovo umanesimo, appunto, di cultura, bellezza e ospitalità diffusa. Prima dell'intervento di Marco volevo ringraziarlo pubblicamente perché per questo evento siamo stati molto in contatto, ci siamo confrontati molto, ci ha dato una grandissima mano nell'organizzazione, anche nel pensare e le varie sfaccettature di questo workshop, che sta dando già degli spunti molto molto interessanti e di visione di questo territorio. Marco è
eclettico, davvero una persona con cui è un piacere lavorare, non lo dico per piaggeria perché è davvero qualcosa di straordinario, un'esperienza davvero bella che spero di poter ripetere anche in futuro. Prego. Grazie. Buonasera a tutti e un grande grazie per l'opportunità che ci diamo. Aspetta, scusa. Voilà. Adesso sì, beh, perfetto. Grazie di nuovo, un saluto a tutti per l'opportunità che ci stiamo dando e per le collaborazioni sì, che si sono manifestate, in particolare ringrazio Sua Eccellenza, ringrazio tutti coloro che hanno accolto questo invito, ringrazio Camera di Commercio perché attraverso Federico Callegari abbiamo avuto non soltanto una pienissima sintonia sulla visione, ma anche oggi un contributo di grande spessore. Io inizio voglio essere molto telegrafico e ci sarà un racconto dietro, perché questa volta ho voluto che ci fosse un racconto di video, di brevi filmati che dicono fisicamente, visivamente che cosa è questo territorio. Perché a volte le narrazioni ci sono importanti, ma diventano sempre un qualcosa a parte. Allora, con molta semplicità ho messo insieme qualcosa che in questi anni è stato fatto proprio per raccontare concretamente quello che è questa nostra comunità dal punto di vista delle sue eccellenze. E allora in questo senso io comincio da Sergio Mattarella. Ieri, incontrando i rappresentanti delle Accademie delle Scienze del G7, diceva: l'andamento dei rapporti tra l'umanità e la cultura somiglia all'oscillazione di un pendolo. Quando il pendolo si allontana dal patrimonio culturale emergono, come appare in questa stagione nel mondo, tentazioni di scontri, contrapposizioni, guerre, violenze, indifferenza alle ragioni altrui. Quando il pendolo si avvicina al patrimonio culturale, l'umanità si indirizza verso strade di progresso, di benessere, di serenità e di pace. Credo che il grande tema sia proprio il tema culturale. Noi facendo oggi brevissimamente, per in poderosa sintesi, un passaggio su questo tema del turismo religioso e conviviale, che non è separatezza, ma è brand dentro la vicenda più larga del turismo più generale, del turismo che vuol dire l'occasione di incontro, di dialogo, di ammirazione, di visita, di contemplazione, di esperienza di comunità. Allora, in questo senso, dico, c'è una valenza culturale ed è il grande tema della bellezza. Su questo noi, come dire, in questo territorio in cui, citando Andrea Zanzotto, sentiamo un attaccamento furibondo per tutto quello che è assolutamente nel pieno di bellezza che noi oggi qui possiamo testimoniare. E allora noi abbiamo la possibilità qui, è stato detto, ma anche da questo punto di vista, proprio dal punto di vista della bellezza, del godimento, dello stupore, della meraviglia, per quello che ci circonda dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista storico, architettonico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista di tutto quello che ci è stato consegnato nel segno della tradizione, proprio della consegna, e che a noi è affidato. È affidato nel segno della custodia, della conservazione, ma è affidato anche nel segno di una declinazione al futuro di quello che è il nostro patrimonio. E allora in questo senso la bellezza di questa terra, la bellezza di quest'area in particolare tra Conegliano del Prosecco, delle colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene, che dal luglio 2019 è patrimonio dell'umanità UNESCO, quindi ha caratteristiche di unicità che lo fanno un qualcosa di specialissimo nel panorama mondiale. Ecco, da questo punto di vista credo che noi dovremmo in qualche modo assumere alcune sollecitazioni che ci sono venute in questi anni. Noi, in particolare, Philippe Daverio, il compianto Philippe Daverio diceva: voi di fronte alla bellezza, voi dovete costruire su questo territorio il fatto di essere mitomani, dovete costruire il mito, perché voi siete in una condizione tale per cui questo mosaico, lo chiamiamo così, questo mosaico, questa rete diffusa di bellezza da contemplare, da sviluppare, da condividere, da mettere in rete, è qualcosa di straordinariamente suggestivo e particolare. E noi da questo punto di vista, e colgo una seconda suggestione, Aldo Colonnetti, sociologo, esteta, assoluto importante dal punto di vista nazionale, ma che abbiamo avuto consulente anche nella vicenda della candidatura di Pieve di Soligo e delle Terre Alte alla capitale italiana della cultura, ci ha detto due cose.
voi non riuscite a rappresentare la bellezza che siete. Cioè, come a dire, su questo tema voi dovete fare dei passi in avanti, perché questa bellezza che noi abbiamo considerato per troppo tempo domestica, scontata, a lato con noi, è una bellezza invece che va assolutamente conosciuta, riconosciuta, valorizzata, promossa, rappresentata, messa in circolo. Quindi, e l'altro aspetto che ci fa dire l'eccellenza enogastronomica. A proposito di quadro d'insieme di eccellenza di questo territorio, come si riesce a mangiare e a bere da noi, dal punto di vista della civiltà del bere, la civiltà del cibo, i saperi, i sapori, le tradizioni, la gastronomia, non si riesce in nessun'altra parte del mondo. E allora da questo punto di vista credo ci sia questo primo dato di consapevolezza. Noi dobbiamo capire che questo territorio è un unicum, è un territorio non sfruttato, è un territorio comunque baricentrico, è collocato tra quelle Dolomiti e il mare che è dentro un collante di territorio UNESCO e quindi da questo punto di vista è un qualcosa di speciale che va appunto conosciuto e riconosciuto e può dar vita a un turismo innovativo, è un turismo esperienziale, è un turismo emozionale, slow, lento, è un turismo di prossimità che fa vivere le persone, che le fa incontrare, che le fa dire che appunto su questo tema c'è un investimento. E devo dire che nonostante tutto, nonostante questo territorio non fosse in qualche modo preparato, viveva fino a pochi anni fa il turismo come l'uscire da questo territorio e andare a vedere il turismo degli altri, la bellezza degli altri. L'incoming per noi è una novità, è una sorpresa. E allora lo sforzo che è stato fatto con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2021, no? E il successo ottenuto, 28 proposte, 28 candidature, Pieve di Soligo e Terre Alte della Marca Trevigiana sono diventate città veneta della cultura 2023. Come a dire, ci sono segnali eloquenti che su questo processo di riconoscimento, di valorizzazione e di promozione di questo territorio c'è davvero una consapevolezza nuova e c'è un cammino volentieri che si può fare. E su questo mi innesto per il secondo passaggio a una definizione che il professor Amerigo Verestucci, che è stato il coordinatore del dossier per le colline del Prosecco di Cornigliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità UNESCO, ha detto nella festa che è stata fatta a ottobre 2019 proprio a Pieve di Soligo, ricordando questo straordinario, questo preziosissimo riconoscimento. Secondo me il simbolo di questo territorio, oggi patrimonio dell'umanità UNESCO, è il Cristo della Domenica di San Pietro di Feletto. Allora questo ci fa capire che a proposito di precipitato culturale e la dimensione che gli è intrinseca, quella nostra, cioè della dimensione religiosa, c'è un qualcosa che fa parlare questo territorio, che lo vede tutto unito e tutto assieme. Cioè andando alle radici della storia religiosa, noi andiamo a constatare, a vivificare, a rigenerare il senso profondo delle radici di questa stessa comunità. E allora noi diciamo, come ci poniamo di fronte a questo fenomeno di un turismo religioso e conviviale che sia a servizio di questa comunità? Noi l'abbiamo fatto per una mission che ci è stata affidata. Quando il vescovo Pizziolo ha voluto che nascesse l'Istituto Beato Toniolo Levi dei Santi, ha voluto esattamente questo, che ci fosse una realtà ecclesiastica, una realtà della diocesi, che aveva tra le sue finalità fondamentali, certo, la canonizzazione del Beato Toniolo, la dottrina sociale della Chiesa, il premio Giuseppe Toniolo ogni anno, ma voleva anche che ci fosse un qualcosa che avesse nella sua dimensione propria, intrinseca, statutaria, le visite, l'accoglienza nelle chiese, la formazione di operatori culturali, la promozione e valorizzazione dell'arte sacra, il turismo religioso in rete con le comunità del territorio. Oltre all'inizio anche la gestione, come è stata, della foresteria di Follina, giustamente come è stata richiamata. Come a dire, il nostro istituto nasce come un elemento innovativo, oserei dire anche a livello nazionale, lungimirante, per uno sguardo altro e alto rispetto a questa dimensione. Cioè, come a dire, questa mappa verde che noi abbiamo messo nel nostro pieghevole, le vie dei santi, è una mappa che dice e riconosce i volti, le storie, i luoghi della santità, ma altresì della bellezza di questo territorio, che è un qualcosa che è distribuito ovunque,
che è affidato alle nostre comunità, che vive oggi di esperienze bellissime, di volontari che sono lì riuniti anche in piccoli gruppi, associazioni, comitati, che hanno a cuore la bellezza delle loro comunità, che custodiscono quello che è la lezione che arriva appunto dalla storia, che arriva dalla fede dei padri, che arriva da un passato in cui, come dire, orgogliosamente c'è una questione di identità, di fede, di tradizioni che si è voluta vivificare. Come a dire, tutto questo territorio parla di una sorta di brillantezza proprio di terra, parla di calore di relazioni, parla di luminosità di tradizioni, come a dire c'è un qualcosa di speciale e la specialità è proprio in questo reticolo, no? In cui non si sceglie nulla, ma tutto si compone, tutto si mette assieme, nel senso che quel mosaico non sarebbe lo stesso, non sarebbe esaltazione di bellezza se noi togliessimo un qualcosa, perché tutto è composto e tutto sta splendidamente insieme. E quindi ogni comunità, anche la più piccola, offre a questa realtà anche della nostra diocesi in rete delle opportunità bellissime, delle opportunità straordinarie. Noi in questo senso abbiamo deciso di fare alcune cose, di essere fino in fondo fedeli a questa missione di un turismo religioso conviviale. Conviviale va in abbinata perché dà il senso di un qualcosa che certamente ha un'ispirazione profonda, ma vive dentro il senso di umanità, ha uno stile, ha il senso della festa, dell'unione, della comunione, della felicità, perché alla fine il turismo religioso va in questa direzione. Offre gli spazi, offre i silenzi, offre la contemplazione, ma al tempo stesso mette tutto questo dentro una logica di insieme, una logica di comunità. E allora noi da questo punto di vista l'animazione, ha voluto dire la scommessa, no? Sulla formazione degli operatori culturali, la conoscenza, la valorizzazione dell'arte sacra, un biennio straordinario per la formazione di esperti d'arte che oggi sono con noi quotidianamente sulle varie frontiere, in relazione col territorio, con le associazioni, con le istituzioni, con le parrocchie. Sono a servizio di questo racconto, di questa storytelling della bellezza sul nostro territorio. E con iniziative le più varie, le citavo prima, il Premio Toniolo, le varie manifestazioni, l'apertura delle chiese, la valorizzazione di tutti questi ambienti, patrocini, pubblicazioni. In questo senso siamo davvero dentro un aspetto così di animazione costante della realtà del territorio. Siamo anche per la narrazione, perché quando vogliamo narrare quella bellezza, giustamente che Sua Eccellenza evocava prima, la straordinaria bellezza di queste chiese che sono distribuite su questo territorio, che per noi vuol dire anche il territorio di un'altra diocesi, perché Valdobbiadene, in quest'area UNESCO, è territorio della diocesi di Padova. Ma noi in questo senso, in questi anni, abbiamo messo insieme buone relazioni virtuose che ci fanno stare a casa in tutto questo territorio. Ecco, da questo punto di vista quindi noi ci siamo assunti anche un ulteriore elemento proprio di narrazione, e cioè raccontare attraverso la produzione e la realizzazione di video, di brevi filmati, quello che è la bellezza. Quindi abbiamo fatto questa collana Luoghi del Sacro in terra UNESCO, 51 video di 74 chiese tra le più belle di tutti i 29 comuni dell'area UNESCO, affidate a testi scritti dai nostri esperti d'arte in collaborazione con una serie di soggetti del territorio sensibili a queste istanze. Quindi una produzione, perché ci potesse essere a disposizione di tutti una consapevolezza nuova, una conoscenza nuova, e questo messo a disposizione di tutti. L'ultimo passaggio è stato, ad esempio, in ordine di tempo, il successo straordinario che hanno avuto quei 13 concerti in terra UNESCO, che è stata quell'iniziativa di musica nelle chiese, in tante chiese le più belle del nostro territorio, che nella scorsa estate, dentro il dossier di Città Verita della Cultura, ha segnato un ulteriore elemento di questa narrazione, incontro, vivificazione e generatività della bellezza. Terzo aspetto, come stile del nostro istituto, siamo sempre e vado a chiudere questa seconda parte, è lo stile della rete. Non c'è alternativa al fatto di essere insieme con tutti i soggetti e le dinamiche del territorio per costruire queste possibilità, per costruire questo atteggiamento nuovo di conoscenza, riconoscenza, valorizzazione e narrazione della bellezza tra di noi. E quindi in questo senso l'esserci nell'ufficio di presidenza dell'intesa programmatica d'area, nell'organismo provinciale dell'organismo di destinazione del turismo, mettere in campo tutta una serie di iniziative, le ultime, anche l'ultima ad esempio con la giornata regionale dei Colli Veneti, con l'UMPLI, con associazioni, con istituzioni e amministrazioni del territorio, vuol dire esattamente avere fatto una scelta di campo.
Cioè noi siamo un brand riconosciuto, quello del turismo religioso e conviviale, in questo territorio, insieme a tanti altri soggetti che si stanno adoperando perché questa generatività, questo rapporto attorno al tema della bellezza possa essere davvero eloquente e possa essere a disposizione di tutti. In questo senso, e chiudo, andiamo a dire come mai, come nasce, come si sviluppa questo tema del turismo religioso e conviviale, cioè come a dire l'esperienza da come nasce. Per noi, come Istituto Beato Toniolo, è nato da uno sguardo da fuori, guarda caso, che ha ricordato a noi la bellezza che avevamo in casa e di cui molto probabilmente noi non eravamo sufficientemente consapevoli. Erano venuti da tutta Italia per conoscere il Toniolo, hanno conosciuto il Toniolo dopo la sua beatificazione, ma al tempo stesso ci hanno detto: guardate che voi state vivendo in un territorio straordinariamente bello e di assoluta meraviglia, di grande rilevanza dal punto di vista della bellezza. Noi in qualche modo abbiamo fatto tesoro di questo sguardo e da lì è partita proprio l'idea di questa mappa delle vie dei santi e poi di questo coordinamento e poi che ha dato vita poi alla fine all'istituto. Allora, in questo senso, che cosa vogliamo dire con queste parole del patrimonio culturale? Innanzitutto che questo turismo innovativo vede la persona al centro. Anche qui dobbiamo far capire che se ci muoviamo in questo ambito è per evitare che ci sia la logica del profitto che soffoca la logica della bellezza, cioè dell'incontro, quel nuovo umanesimo che può nascere soltanto da queste dimensioni qua. E quindi ci sono logiche di comunione, logiche di dono, di servizio, di gratitudine, di riconoscenza, cioè come dire, viene favorito questo, perché l'unicità di essere dentro questo territorio con queste caratteristiche ci fa dire che qui possiamo sperimentare, qui possiamo far vivere un laboratorio tutto speciale. Ed è un turismo di comunità, come vi ho detto, non affidato ai singoli, ma messo in rete e fatto vivere a partire dalla nostra esperienza insieme agli altri. È un turismo narrativo, vi ho detto prima, non si accontenta di singole, come dire, relazioni, ma fa vivere tutto nel suo insieme, la padronanza di quello che noi possiamo offrire e possiamo raccontare. È un turismo esperienziale, anche qui si va a contatto, c'è la dimensione della prossimità, dell'incontro, dello scoprire insieme, del raccontare anche le simbologie, i dati effettivi che la logica anche ecclesiale racconta e dice seriamente. E c'è un aspetto generativo, perché è chiaro che non è un turista del mordi e fuggi, non è un turista del consumo, ma è un turismo fatto di persone che qui vogliono sperimentare, ecco, e tornare a casa con una ricchezza nuova dal punto di vista culturale. Chiudo con questi doni e alla fine la carta d'identità di questo turismo religioso conviviale, consentitemi, che vuole fare festa. È questo, la persona come valore, l'accoglienza come stile, lo stupore come linguaggio, la cultura della carezza, si potrebbe dire, no? Di un'accoglienza fatta con stile di servizio, fatta con la gentilezza, fatta con il sorriso, l'integrazione come impegno, ci sta insieme e ci si mette insieme anche dal punto di vista dell'accessibilità, cioè tutto quello che può essere utile perché tutte le persone nella loro condizione specifica possono essere protagoniste di questo tipo di turismo. C'è l'interculturalità come sfida, perché è chiaro che c'è una dinamica religiosa ma che riesce a parlare a tutti attraverso il tema della bellezza. Ultimo è la speranza come segno, cioè come a dire, e torno alle parole iniziali, cioè c'è una dimensione culturale che però ci fa dire che attorno a questa idea e a questo sviluppo di turismo conviviale c'è l'idea di un nuovo umanesimo che sia casa e vita buona per tutti. Grazie. Grazie mille Marco, grazie davvero, accomodati. Intanto allora cerchiamo di correre un pochino perché siamo andati ovviamente un po' lunghi con i tempi, ma davvero gli interventi sono molto specifici e davvero ricchi di grandissimi spunti e di diciamo, visioni molto molto interessanti e fuori dall'ordinario per tanti aspetti, non soltanto cose scontate. Volevo farvi vedere adesso la nostra case history. Io vengo dal monastero di Sant'Erasmo e vi racconterò in pochi minuti, diciamo così, quello che noi facciamo, che abbiamo fatto e che cerchiamo di fare andando avanti. Allora, ho intitolato la mia presentazione Monastero di Sant'Erasmo, una storia di riqualificazione non solo di un immobile. Che cosa vuol dire? La riqualificazione passa per tanti aspetti.
per tantissime nuove strade. Il monastero di Sant'Erasmo è stato fondato nel 529 da San Benedetto, aveva un ruolo centralissimo nella vita religiosa e culturale di Veroli. Siamo in Ciociaria, a sud di Roma, in un stato pontificio. Per anni è stato abbandonato e questo monastero è caduto in rovina, era praticamente completamente collassato su se stesso. Il progetto di recupero è stato l'iniziativa della diocesi di Frosinone di Veroli Fiorentino, ma non è soltanto un restyling delle mura e della struttura, è stato un restyling che ha portato a valorizzare un patrimonio favorendo quello sviluppo economico locale di cui sia Marco che Federico hanno parlato poco fa, quindi coinvolgendo e animando la comunità locale. Mi piace sempre raccontare il fatto che le case e i proprietari delle case hanno iniziato a curare il proprio metro quadro da quando il monastero è stato ristrutturato. Quindi è stato un segnale verso la comunità che ha portato anche ad una consapevolezza maggiore della comunità che il bene pubblico è il bene da tutelare, in primis per se stessi. Gli effetti sulla comunità, come abbiamo detto, segno di rinascita, risveglio del senso di appartenenza, orgoglio della comunità locale, inizio di un processo, come dicevo, di cura del territorio da parte di chi lo vive. Questo è stato davvero un segnale incredibile da parte della diocesi che ha iniziato questo grande processo investendo su qualcosa su cui, credetemi, nessuno credeva. Questo è quello che noi abbiamo come esperienza del ruolo della diocesi, un ruolo come elemento propulsivo dell'economia locale. La consulenza, nasce qui la consulenza della diocesi, della Caritas diocesana per quanto riguarda la casa dello studente, quindi l'importanza di un'economia che promuova il benessere economico sociale dentro principi saldi, un anello, come diceva giustamente Don Andrea Foresta all'inizio, di una catena di solidarietà, non soltanto un atto che si apre e si chiude, ma che apre tante altre strade. Questo è il monastero di Sant'Erasmo, in un video di 1 minuto e poco più, godiamocelo insieme. Sant'Erasmo, grazie. Un esempio virtuoso in un territorio comunque molto difficile dal punto di vista dell'accoglienza, perché noi, come dice qualcuno in gergo dialettale, quando ci sbatti ti accorgi che è una cosa molto bella, ma finché non ci sbatti non lo conosci nemmeno. Turismo etico e all'avanguardia. Questo fu il titolo di un'intervista che io rilasciai in piena pandemia ad un blog locale molto seguito, calessioporco.it. Perché etico e all'avanguardia? Sembrano due
parole che non vanno d'accordo, perché se si è etici probabilmente non si può essere all'avanguardia, se si è all'avanguardia difficilmente si va dietro l'etica. E invece il monastero di Sant'Erasmo, certo l'opera della cooperativa sociale Diaconia per tanti aspetti è davvero etica all'avanguardia. Abbiamo un sistema produttivo che oggi conta quasi 200 dipendenti in tanti settori dell'economia, siamo una cooperativa sociale che ci occupiamo di assistenza agli anziani, ai disabili, scusate, di turismo, di assistenza domiciliare, di accoglienza migranti, insomma siamo in molti settori dell'economia sociale, facciamo impresa sociale ormai da 20 anni, quest'anno sarà il ventennale della cooperativa Diaconia. Ma tornando al focus, diciamo, del turismo etico all'avanguardia del monastero di Sant'Erasmo, noi abbiamo scelto dopo la pandemia di concentrarci su 3 settori principali, uno dei quali è per esempio il potenziamento della wifi, quindi il settore business. Sappiamo che se oggi ci sono tantissimi nomadi digitali, per esempio, che hanno grande richiesta di avere una connessione ultraveloce perché si rendono conto di vivere in un territorio accogliente, bello, sano, ma se non hanno una connessione ad alta banda larga difficilmente possono restare, come diceva giustamente Federico, più di una notte o 2. Schermo smart a 85 pollici, abbiamo comprato un impianto anche per fare le conference call internazionali. Giusto un mese fa, abbiamo avuto una società americana che si chiama Extreme Network, che è una società quotata al Nasdaq di New York, che ha scelto di fare la presentazione per il centro Italia al monastero di Sant'Erasmo. Magari quelle persone non sapevano neanche dove fosse Veroli, però con questa opportunità gli abbiamo promosso anche quello che noi facciamo tutti i giorni. Keyless, noi abbiamo un alto servizio di domotica, quindi possiamo aprire e chiudere le porte con lo smartphone, possiamo dare dei codici di apertura, controllare quando c'è il check-in e il check-out e quindi avere anche, come sottolineava giustamente Federico, i dati, perché i dati sono fondamentali. Non si può prescindere da qualsiasi impresa economica nel conoscere i dati, le tendenze e capire con i numeri, non soltanto freddamente con i numeri, ma quei numeri sono fondamentali per comprendere dove si deve andare o se si sta andando nella direzione giusta. Zero plastica, noi non utilizziamo più plastica soltanto per ovviamente plastica alimentare perché per legge la dobbiamo utilizzare, ma non abbiamo più bicchieri, piatti, nulla di carta davvero forse da 8 anni. Saponi liquidi a basso impatto ambientale, utilizziamo soltanto saponi liquidi che non sono inquinanti, li ricarichiamo ovviamente con i blister nostri e il 50% di acqua in meno. Che cosa vuol dire? Abbiamo un sistema che si chiama Hydrogest che ci fa consumare il 50% dell'acqua rispetto a quella che consumavamo prima, perché c'è un getto vaporizzato che dà la stessa sensazione di avere quella quantità di acqua, ma ne esce il 50% in meno. Non abbiamo potuto mettere anche altri efficientamenti che abbiamo fatto, ovviamente i LED da qualsiasi parte e in qualsiasi modo, le pompe di calore ad alta efficienza energetica, stiamo studiando di mettere i pannelli fotovoltaici, noi essendo comunque un luogo tutelato dai beni culturali è sempre molto difficile nel nostro paese muoversi da questo punto di vista, ma ci stiamo provando. Posizionamento e strategia, qui andiamo sui paroloni, diciamo così, di quello che abbiamo voluto fare con il monastero di Sant'Erasmo. Spero che questo aiuti anche la platea a comprendere come ci stiamo muovendo. Leisure ovviamente, quindi turismo, diciamo, come diceva anche Federico, noi li chiamiamo così, nuovi pensionati, che non vuol dire che sono nuovi pensionati da poco, ma hanno delle caratteristiche completamente diverse dai pensionati di solo di 10 anni fa. Ospitalità business, quindi noi abbiamo una tariffa fissa dal lunedì al giovedì per le camere singole e doppio uso singole che sta dando un ottimo successo. Noi non siamo accessibili in auto, noi dobbiamo, chi viene a trovarci, come è stato Don Andrea Forest, deve lasciare l'auto in un parcheggio multipiano e fare 200 metri a piedi, però questo non ci scoraggia dall'avere, abbiamo buoni risultati di viaggiatori business che preferiscono, dicono sempre così, fare un quarto d'ora di macchina in più ma svegliarsi la mattina in un monastero di 1400 anni. Meeting e formazione è un aspetto fondamentale che hanno toccato tutti coloro che sono intervenuti fino ad oggi. Il meeting e formazione, il monastero è di per sé un luogo formativo perché soltanto rimanere là dentro dà una visione diversa anche del mondo. Tutte le persone che entrano da noi parlano con un tono di voce basso. Questa è una cosa che ho notato e che mi ha sempre stupito. Ultimo e non ultimo, il workation.
Noi facciamo con una società di Montepulciano lavoro e vacanza insieme, ma non è soltanto la formula di lavoro e vacanza. Noi cerchiamo di dare, attraverso questa società con cui abbiamo una grande sinergia, di dare la possibilità a delle società, a delle compagnie anche internazionali, non solo di formarsi e di fare dei momenti di team building insieme, ma di rilasciare economia e rilasciare relazione nella comunità. Vi faccio un esempio, l'ultimo è stato Cassa Depositi e Prestiti, che ovviamente conoscete tutti, hanno fatto da noi 2 turni, diciamo così, di workation, e i loro obiettivi erano quelli di fare un cortometraggio, ma dovevano obbligatoriamente farsi prestare tutto quello che serviva per il cortometraggio dalle persone del luogo. Quindi hanno dovuto suonare al campanello della signora, sono dovuti andare alla bancarella o al negozio per chiedere in prestito determinate cose. Questo che cosa vuol dire? Che comunque non si rilascia soltanto economia, perché giustamente venendo a Veroli vanno a mangiare nel ristorante, si fermano nei bar, ma inizia una consapevolezza nuova e un nuovo spunto per la comunità, che non si sente soltanto usata dai turisti, ma che si sente coesa in quel bel mosaico di cui parlava prima Marco, per lo sviluppo sostenibile della nostra comunità. Questo è l'Instagram del monastero, vado avanti, non vi faccio vedere, se volete insomma dateci un'occhiata, noi postiamo determinate cose che vanno sia dalla religione che dagli usi e costumi, insomma cerchiamo di dare un panorama molto meno classico del monastero in sé, ovviamente con la consapevolezza, scusate, di essere un player riconosciuto e vicino alla diocesi. Io sono stato molto veloce perché siamo strettissimi coi tempi, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a visitarci a Veroli, in provincia di Frosinone, sui Monti Ernici. È una città che mi ha accolto, io non sono nativo di Veroli, mia moglie è di Veroli, quindi vivo e lavoro lì, ed è una comunità davvero interessante e molto bella, di 3500 anni di storia. Gli Ernici c'erano prima dei Romani, e pensate un po', la leadership degli Ernici già allora era di una donna, quindi pensate un po' che evoluzione ha avuto Veroli negli anni anche a venire. Bene, allora andiamo avanti, chiamo qui sul palco Jane, Giuliana, prego, che ci racconterà, di come ha citato Sua Eccellenza, di quest'altra bellissima esperienza che si trova sul territorio di Vittorio Veneto. Prego. Buonasera a tutti. Allora, io sono Jane, appunto, e sono la direttrice della Casa di Spiritualità e Cultura San Martino di Tours. Questa casa si trova, fra poco partiranno alcune foto che ho portato per condividere un po' la nostra casa, e si trova all'interno del Castello San Martino, che da tantissimi anni è sede vescovile, e la casa esercizi è appunto una parte del castello. Negli anni 50 l'allora vescovo Zaffonato ha deciso di destinare una parte del castello appunto a casa esercizi. Adesso appunto è Casa di Spiritualità e Cultura, ma praticamente tutti la conoscono come Casa Esercizi, e a quegli anni appunto poi sacerdoti, associazioni e quant'altro hanno iniziato a usufruire della casa proprio per il ritiro spirituale piuttosto che gli esercizi spirituali, e quindi è divenuto un luogo appunto di spiritualità. Nel 2008 la struttura ha avuto un'importante ristrutturazione, io lavoro lì da poco meno di 2 anni, e la casa continua a portare avanti un po' quello che si è iniziato a fare sia da un punto di vista appunto spirituale ma anche culturale. Ci sono delle proposte della casa, dal ritiro spirituale agli esercizi, che proponiamo noi, ma accogliamo anche delle proposte che ci vengono chieste, ci chiedono, come dire, la casa, dai salesiani, l'Azione Cattolica. È una casa che io ho vissuto da adolescente, come aderente dell'Azione Cattolica, che mi portavano a fare gli esercizi spirituali in questa casa, e adesso la vivo un po' dall'altra parte, e quindi le parole che un po' sono emerse già stasera come accoglienza, casa, a me piace pensare appunto al termine casa, perché quello che cerchiamo di fare, siamo una squadra piccolina, nel senso che ci sono io, c'è Don Mirko Miotto che è l'assistente spirituale della casa,
e ci sono altre 3 persone, la cuoca e altre persone appunto che collaborano nella gestione. Abbiamo 29 camere e quello che abbiamo appunto come così nel cuore è quello proprio di far sentire le persone a casa e accompagnate, che siano gli esercizi spirituali, che sia un evento culturale. L'anno scorso abbiamo accolto, è stato fatto il convegno organizzato dal gruppo archeologico del Cenedese. È stata fatta una presentazione di un libro organizzata dall'Unione degli ex allievi della scuola enologica di Conegliano. Quindi abbiamo aperto appunto a varie iniziative, stiamo lavorando per fare appunto dei concerti in giardino, ospiteremo il Festival Biblico a maggio, quindi nel nostro piccolo stiamo cercando appunto di aprire a varie cose che non siano appunto solo spirituali, però appunto qualsiasi cosa ci sia nella casa esercizi, quello che ci piace pensare è che qualcuno si senta a casa, ecco, accolto anche il come, quindi anche il cibo, che è semplice perché non possiamo, magari non facciamo, però accompagnare anche una settimana di esercizi spirituali mangiando bene fa bene a 360 gradi, ecco, quindi anche la cura del giardino, che sembra però le persone che passano anche lì si sentono accolte anche per come viene curato. Le persone appunto, la piccola squadra dei collaboratori, e c'è anche un'associazione diaconia che sono dei volontari che danno una mano a questa casa, nel senso che nelle settimane appunto di esercizi o di quello che c'è in quella settimana ci sono delle persone che abitano lì una settimana o il tempo che serve, fanno servizio in tavola, in refettorio, oppure sistemano il giardino per quello che c'è da fare. Quindi senza la collaborazione anche di queste persone che lo fanno per volontariato e lo fanno con questo spirito, ecco, il bello anche della casa esercizi è questo, ecco, nel senso che è proprio le persone che mettono a disposizione il loro tempo proprio perché la casa abbia questo senso di accoglienza, ecco. Grazie. Grazie mille. Passo davanti. Piero Coccomolo di Iani. Sì. Finiamo il giro di interventi. Prego di salire sul palco Diego Grando, presidente del CITS, gestore della foresteria di Santa Maria di Follina, che è stata già nominata da qualcuno in precedenza. È stata già citata sia dal Vescovo che da Marco. Allora intanto vi saluto, vi ringrazio tutti, grazie per l'occasione, soprattutto per l'occasione di Rete. Sono qui come ente gestore in realtà della casa, perché la Chiesa diocesana ha voluto che fosse l'Azione Cattolica a gestire la casa, dopo che per alcuni anni l'aveva gestita l'Istituto Diocesano Beato Toniolo. E dentro allo stile dell'Azione Cattolica, prima c'era anche il presidente Enrico Ioppo qui presente, da questo stile noi partiamo. Partiamo innanzitutto da una parola che prima è emersa, no? Che è quei cercatori. C'era una volta una lettera di San Giovanni Paolo II che parlava dei cercatori di Dio. Erano cercatori di Dio forse già dentro ad un cammino di spiritualità, forse anche no. E questa casa, questa foresteria si apre proprio a tutte le persone che vogliono vivere un percorso personale o d'insieme di spiritualità. Penso che questa idea del cercare e dell'incontrare poi la bellezza, dell'incontrare poi la storia. Il primo gruppo di frati entrò a Follina nel 1100, quindi entrando nella foresteria dell'abbazia in queste celle che oggi sono diventate poi le camere, stiamo raccontando una storia di tantissimi anni fa, di tantissime persone che si sono spese per la Chiesa e per il territorio. E abbiamo voluto declinare lo stile dell'Azione Cattolica attraverso 3 parole. Quei cercatori di Dio, di solito nel cercare c'è a cercasi. Fatto sta che ci sono 3 parole che iniziano proprio con la A.
E abbiamo pensato innanzitutto che chi viene è attratto, siamo attratti dalla storia, attratti dalla bellezza, attratti anche da un'esperienza di chiesa attrattiva, che è quella della comunità dei padri serviti che ancora abitano questa parrocchia e abitano proprio di fronte nello stesso complesso della foresteria. Ma siamo anche accolti e dentro a questa esperienza di accoglienza c'è una cura del tutto particolare fatta da volontari, certo, ma che è una cura familiare. La foresteria è in autogestione, quindi c'è una cucina, ci sono degli spazi comuni e poi ci sono 9 camere tutte con bagno per un totale, appunto, dicevo prima, di 18-19 posti. Dentro a questa accoglienza c'è uno stile, che è quello della familiarità, che è quello dell'incontro, che è quello che poi traduce la terza parola, che è l'essere accompagnati, attratti, accolti, accompagnati. L'esperienza dell'Azione Cattolica è un'esperienza che accompagna dentro un cammino di formazione, ma le persone che vengono in foresteria sono delle persone accompagnate dentro a quella che è la vita, ad esempio, della comunità dei padri serviti, quindi vivono i momenti di preghiera, vivono i momenti di fraternità insieme ai frati, vivono poi quella condivisione che ha anche degli spazi con le altre persone che ci sono dentro a questo, in quel momento dentro a questo complesso. Sottolineo altri 2 aspetti. Il primo aspetto è quello dell'essenzialità. La foresteria era essenziale allora quando c'erano i padri. Molti ci chiedono: c'è la televisione? C'è il wifi? Non c'è niente di tutto questo. Perché? Perché il luogo è per un turismo, certo, religioso, un turismo di ricerca, ma è un turismo di nicchia. E vorremmo continuare a mantenere questa chiave di lettura, questo tipo di accoglienza. Rimangono essenziali anche rispetto a quelle che sono poi i suppellettili, quelle che sono poi le camere e quant'altro. Sono tutte camere nuove, nuovissime. L'inaugurazione è stata fatta nel 2017, quindi con una domotica del tutto particolare e quindi è tutto molto straordinario da questo punto di vista, però l'essenzialità è un tratto del tutto particolare. L'altro aspetto che mi viene da sottolineare è quello di un patrimonio a disposizione di tutti. A me è piaciuta qualche settimana fa, era la prima settimana di Quaresima, ci sono gruppi, ci sono coppie che si fermano una settimana, ci sono persone singole che ormai ritornano da anni, ci sono persone da altre diocesi. A un certo punto ci chiama il comune di Follina perché ci dice: c'è una persona senza fissa dimora e piove tanto in questi giorni, non sapremo dove mandarla. Allora io penso che la foresteria in questo senso diventa anche un presidio di accoglienza dentro alla comunità cristiana, e questo per i pellegrini che passano per Follina, ma come in questo caso anche per il senza fissa dimora, la foresteria è diventata la casa accogliente e il luogo dove ha trovato davvero un pasto caldo e delle persone con cui poi si è intrattenuto per la bellezza di 8 giorni, perché poi la fraternità si costruisce così e diventa contagiosa. Grazie. Grazie davvero per queste bellissime parole. Io invito sul palco per un brevissimo intervento. Stavo aspettando ovviamente che finissero il giro dei nostri interventi, perché c'è un contributo, e poi possiamo andare alla conclusione, facciamo un giro delle stanze. Sarò brevissimo, grazie. Sono Giampaolo Fioretti, sono presidente di un'associazione culturale che del Vicentino, quindi non sono della zona, ma anzi sono di Schiavon, che è diventata famosa da quando il segretario generale, da quando il Monsignor Parolini è diventato segretario generale.
Sono qui perché sono stato invitato dalla banda di Gison, che tra poco potete ascoltare, perché con loro abbiamo fatto un bellissimo lavoro lo scorso anno a Pieve di Sculigo su Andrea Zanzotto, Zauberkraft. Perché sono qua? In realtà il dottor Caligari ha detto quasi tutto quello che avrei voluto e mi sarebbe piaciuto dire, perché sostanzialmente il nostro lavoro è un lavoro soprattutto di rete, cioè la nostra associazione lavora in rete. Abbiamo fatto dei bellissimi progetti in Friuli Venezia Giulia con 17 comuni, abbiamo fatto un lavoro di rete con la GSM, che è l'azienda che fornisce servizi a Verona per le scuole sull'energia sostenibile, abbiamo fatto un progetto con la Fondazione Cariplo relativo al volontariato, anche con la collaborazione della Caritas di Milano e il CSV sempre della Lombardia, quindi lavoro sul territorio. Adesso stiamo lavorando su un progetto, fuori troverete le cartelline del nostro progetto, sempre in collaborazione con la banda larga, e due cose ci tenevo a dire. La prima è interessantissima questa idea del turismo lento, l'idea del turismo sostenibile, e secondo noi la cultura è fondamentale da questo punto di vista, perché proprio potrebbe fornire dei mezzi importanti e fondamentali da questo punto di vista, però che non è la cultura che va benissimo del Da Ponte di fare un festival bellissimo su Mozart, ma concretamente delle cose un po' più piccole ma più diffuse sul territorio. Sarebbe importante questo. Molte volte noi incontriamo delle difficoltà perché c'è una sorta di ognuno ha un proprio orticello da coltivare, quindi è sempre un po' difficile riuscire a invece coinvolgere il territorio. Secondo me è fondamentale la rete, se no si rischiano di fare delle cose fine a se stesse. Questo è il primo punto. Il secondo punto è anche interessante questo discorso dell'artigianato. Ecco, anche la cultura può essere utile rispetto all'artigianato, perché ahimè, parliamo di noi, dal punto di vista del teatro, specificamente, ma non solo del teatro, della cultura, degli spettacoli dal vivo, ahimè ci sono mestieri che stanno scomparendo radicalmente, scenografi, costumisti, tecnici, macchinisti. Sarebbe interessante anche sviluppare, in un'ottica di scambio reciproco, anche questo parlo rispetto anche al territorio, quindi sviluppo del territorio e anche sviluppo nei rapporti tra cultura e mondo imprenditoriale, anche queste linee. Quindi il tutto per dire che molte volte c'è una difficoltà nel momento in cui piccole strutture come la nostra si presentano scusate il bisticcio di parola, si presentano a presentare dei progetti, a far vedere che cosa fanno e quali possono essere quello che pensano, si trovano un po' di difficoltà da questo punto di vista. E secondo me il territorio in rete può essere utile anche in funzione di tutto un discorso che avete fatto di turismo e di sostenibilità del turismo. Grazie. Bene. Fuori ci sono questo progetto che stiamo sviluppando, è un progetto che riguarda parte dai romanzi di Paolo Malaguti, quindi i romanzi legati a Cimagrappa, ma che affrontano anche poi il territorio, proprio in funzione del discorso della sostenibilità di un turismo diverso, anche in funzione delle nuove generazioni. Quindi un passaggio, una sorta di passaggio che non è un passaggio della memoria. L'abbiamo chiamato la cura della memoria, ma non la memoria intesa come memoria nozionistica, storica, ma memoria esperienziale. Grazie, molto gentile. Grazie mille, grazie mille. Bene, allora adesso ci possiamo salutare qui. Grazie a tutti voi, grazie degli interventi, siamo stati davvero molto interessanti. Ho scritto su questa lavagna 3 fogli di tante suggestioni e tante idee. Vi manderemo ovviamente il resoconto di quello che abbiamo detto, tutte le parole e tutte quelle suggestioni che sono lanciate in questo bellissimo consesso. Restate con noi, ci facciamo un giro adesso per una visita un po' più particolare di Casa dello Studente, quindi ci vediamo qui fuori e a prestissimo.